Buonasera a tutte e a tutti e grazie di essere qui con noi questa sera. Come vi ha introdotto Kevin, io mi occupo di temi molto legati all'habitat, alla gestione ambientale e in particolare attenzione a tutto ciò che riguarda la rete Natura 2000. E questa sera parleremo di un tema abbastanza articolato e complesso, che è quello di come riuscire a tutelare degli habitat che sono molto importanti, i prati e i pascoli di varia natura presenti sul territorio carsico sia nella parte slovena che nell'italiana, e capire quali strategie si possono mettere in campo in modo da trovare una soluzione comune per favorire sia alcune attività sul territorio sia la conservazione degli habitat, tenuto conto anche che questi habitat proprio sono legati all'azione dell'uomo e quindi è necessario trovare un punto di sintesi fra queste due importanti attività che si svolgono sul territorio, cioè quella della conservazione, e vedremo in che modo, e quella dello sviluppo anche socio-economico, specialmente in questo caso delle attività legate alle attività agronomiche. Faccio partire un attimino la mia presentazione, solo un secondo, ok. Eccoci qui, facciamo partire la presentazione. Noi oggi cercheremo di capire, io cercherò di interagire con voi anche alla fine, di come in un territorio particolare come quello del Carso, in senso un po' come il Carso classico, sia necessario trovare delle strategie e poi delle azioni per permettere la conservazione e la gestione e intervenire su delle trasformazioni che sono in atto nel territorio, ma non solo su quello carsico, che stanno cambiando il quadro della conservazione degli habitat, delle specie e le strategie per uno sviluppo sempre più sostenibile del territorio, legato anche ai termini della conservazione. Il Carso è sicuramente un territorio importante da tanti punti di vista, dal punto di vista storico. Fenomeni carsici prendono nome proprio da questa parte di altopiano carsico che poi sfuma in una zona più montuosa, nella parte più interna della Slovenia, e arriva in pratica al mare, specialmente nella parte del Carso del Triestino, dove le falesie di calcare si gettano direttamente sul mare. È un territorio che presenta delle dinamiche molto veloci, come tante aree marginali vicino alla montagna. Queste dinamiche stanno cambiando il suo volto, stanno cambiando quelle che sono le reti e le funzionalità ecologiche, anche perché molte delle situazioni di necessità di tutela in realtà si sono create proprio per l'abbandono di alcune attività tradizionali come il pascolo o come certe modalità di sfalcio. È un paesaggio che è cambiato tantissimo nel corso dei secoli. Pensiamo a tutte le fasi anche veramente importanti di un Carso trasformato in una landa, ma non nel termine che mettiamo noi, quasi pietrosa per il taglio e per l'utilizzo di tutta la parte arborea arbustiva durante ad esempio la prima guerra mondiale, a dei fenomeni poi di piantumazione dei grandi boschi di pino nero e negli ultimi 60-70 anni a una ripresa del bosco che sempre più è andato ad occupare spazi che non erano direttamente interessati dalle aree produttive o dalle situazioni di infrastrutture, quindi specialmente in quelle aree marginali. Questi fenomeni sono veramente imponenti e anche molto veloci e ci obbligano oggi a ragionare su cosa fare per poter salvare almeno ciò che rimane di alcuni habitat prativi, di praterie magre in particolare. E come vediamo poi nel prossimo punto della mia presentazione, non è solo un tema di desiderio e di coscienza che noi abbiamo su questi temi, ma è anche oggi forse un obbligo, una necessità, perché molti di questi habitat sono un obiettivo specifico di tutela su quanto previsto dalla direttiva Habitat, e dopo vedremo un attimino come questo passaggio anche culturale dalla tutela del bosco alla tutela anche delle praterie è stato importante negli ultimi 30 anni. Il Carso è un'area che ha avuto anche delle storie
abbastanza differenti, ovviamente, pur partendo da un contesto ecologico simile, perché è sempre stato diviso fra nazioni diverse, che si sono anche avvicendate nei secoli, insomma, sicuramente tra, diciamo, passaggi di confine mobile tra Italia, ex Jugoslavia, adesso invece una situazione molto stabile di totale collaborazione tra l'Italia e la Slovenia, che stanno all'interno della stessa grande comunità europea, che permette di avere una visione sempre più strategica nella gestione di questo territorio. Questa visione strategica non vuol dire che dobbiamo tutti agire nello stesso modo, perché gli approcci delle leggi, i regolamenti, le modalità di gestione, l'approccio socio-economico sono differenti anche in modo forte fra le due nazioni, però c'è un obiettivo che possiamo ritenere più comune, un'idea di futuro pian piano da andare a costruire, ognuno poi lo farà ovviamente con i propri strumenti formali, leggi e regolamenti, o con le proprie comunità sul territorio. Va detto che l'idea di salvare e di dare importanza alle praterie magre, chiamiamole così, che siano lande carci, che dopo vedremo un po' meglio, praterie da sfalcio, pascoli, teniamo insieme questi termini, dopo li definiremo meglio, nasce non tantissimi anni fa. Perché? Perché prima c'era una visione diversa. Su Carso effettivamente invece le scuole botaniche, sia italiane, ricordo perché è importantissimo il ruolo che ha avuto sul territorio, sia dal punto di vista dello studio, ma sia dal punto di vista dei primi movimenti anche di tutela del territorio, il professor Poldini, che è mancato non tanti anni fa, che già negli anni 70 ha iniziato a dire stiamo attenti, stiamo perdendo, abbiamo un patrimonio che sono queste grandi praterie magre, questi pascoli che un tempo erano la risorsa più povera del nostro territorio, stiamo attenti perché capiamo che hanno un valore enorme sia per le specie animali che per le specie vegetali che ci vivono. E al contempo anche in quella che ai tempi era ancora l'ex Jugoslavia, c'è stata una scuola fiorentissima dal punto di vista degli studi della vegetazione che ha permesso poi di comprendere questi tipi di vegetazione, descriverli e capire quanto siano diversi, per esempio, da altre praterie magre che si trovano, faccio il caso dell'Italia, nell'Italia più settentrionale, nella parte occidentale. Quindi già dagli anni 70 si capisce che c'è qualcosa di importante, qualcosa che sta subendo una trasformazione anche veloce. E qui vorrei fare un piccolo discorso un po' generale e anche culturale di come noi oggi stiamo tutti trovando un accordo sul fatto che praterie e prati d'asfalto siano degli habitat da tutelare, ma che questa consapevolezza non è una cosa così consolidata nelle tradizioni di tutela della natura, perché per tantissimi decenni, da partire dall'800 con i primi parchi nazionali negli Stati Uniti, insomma, che poi avevano una funzione anche mista di tutela per il turismo, ma fino a metà del secolo scorso e anche un po' oltre, si prediligeva la tutela di ciò che era molto naturale, per esempio i grandi parchi alpini, che sono stati i primi parchi in Italia ad essere istituiti, ma diciamo anche in Slovenia il parco nazionale grande, l'unico parco nazionale di una certa dimensione è il Monte del Triglav. Oppure delle emergenze naturalistiche così particolari, mi viene in mente il parco per esempio di Plitvice, che è un'unicità nel mondo. Questo tipo di concetto era tutelare la natura, che era un concetto importante, e questo ha permesso di mantenere delle isole di grande importanza naturalistica, cosa che adesso si sta cercando anche di sviluppare, di portare avanti con una certa fatica, devo dire, anche in alcuna parte dei Balcani più meridionali, tra Macedonia del Nord, Kosovo, Albania e Bulgaria, dove ci sono ancora dei grossi interventi di trasformazione del territorio. Da altre parti, invece, questa politica è andata avanti, perché comunque continuiamo a costruire e a prevedere parchi nazionali e riserve naturali, però negli anni '80 inizia a cambiare un po' la visione delle cose, si passa, per semplificare, da tuteliamo ciò che è più naturale a tuteliamo la biodiversità. Adesso ci sembra naturale pensare, noi tuteliamo le specie, la biodiversità, la ricchezza delle specie di farfalle, la ricchezza dei pipistrelli, la ricchezza delle specie floristiche. Però
in realtà è un tema che è entrato nelle discussioni sulla conservazione fondamentalmente agli inizi degli anni '90, anche se già negli anni '80 se ne parlava, con 2 eventi, facciamo esempi simbolo, che sono a livello internazionale la Convenzione di Rio sulla conservazione della biodiversità, e quindi si inizia a dire: ci interessa mantenere la biodiversità, non solo la naturalità. Sono 2 cose che non sempre sono coincidenti, dopo posso fare degli esempi. E poi a livello comunitario europeo la direttiva Habitat, soprattutto con le direttive uccelli, addirittura nel '79, poi riscritta un po' di decenni dopo, che iniziano a introdurre proprio questo concetto. Dobbiamo avere la capacità di mantenere la biodiversità nel suo complesso e addirittura dobbiamo darci degli obiettivi su alcune specie e alcuni habitat che sono importanti per mantenere viva la componente botanica, la componente zoologica e il mondo degli habitat a livello comunitario. Ecco che si introduce sia un discorso di target, e questo è un discorso che ci portiamo avanti fino alla fine del ragionamento di oggi, cioè noi dobbiamo in qualche modo, perché aderiamo alla comunità europea, perché c'è una direttiva Habitat, perché ogni Stato membro ha assunto questa direttiva nel suo ordinamento, dobbiamo cercare, per quanto possibile ovviamente, di garantire la conservazione di specie e di habitat che la stessa direttiva ci dà in alcuni elenchi. Forse qualcuno avrà sentito parlare degli allegati, degli annex della stessa direttiva e della direttiva uccelli, che è molto sì. Quindi cambiamo un po' il focus e ci mettiamo degli obiettivi specifici. In più introduciamo in questo concetto la dignità degli stessi habitat per essere conservati. Prima gli habitat avevano più una funzione di importante habitat di specie, perché erano ricchi di una componente di animali o di vegetali. Adesso con la direttiva noi ci occupiamo di tutelare gli habitat, e oggi, dopo la prossima slide, vedremo che parliamo di landa carsica o di praterie magre, sono un habitat ben definito e ben circoscritto, proprio incluso in questi allegati della direttiva, che quindi ci dice: attenti, questi sono temi che dobbiamo condividere, perché l'obiettivo di tutti è quello della conservazione. Ultimo passaggio che è stato culturalmente molto interessante e che ci permette poi di aprire tutto il ragionamento di oggi, è che con questa direttiva per la prima volta si parla esplicitamente di conservare degli habitat creati dall'uomo. E qui capite che cambia molto il ragionamento. Non parliamo solo della foresta, che sicuramente è importante, della torbiera di montagna, della rupe, del ghiaione, del mondo delle lagune, ma iniziamo a dire: dobbiamo tutelare anche i prati d'asfalto ben conservati o i pascoli creati dall'azione dell'allevamento dell'uomo. È un cambio molto importante. Un cambio molto importante perché da un lato ci apre una capacità di osservare diversa, quindi anche quello che l'uomo ha creato è molto importante per la biodiversità, che è diventata importante lei stessa, e dall'altro però ci mette un po' in difficoltà, perché noi capiamo che se io devo conservare un prato d'asfalto o un pascolo magro, devo avere chi continua in qualche modo a fare questa sua gestione, e dobbiamo trovare il punto di incontro fra una gestione che può essere di tipo tradizionale, però anche la capacità di sopravvivere e di avere un certo sviluppo e benessere economico di chi fa queste attività, perché se no, tranne in alcuni casi, il processo è quello che noi vediamo oggi: o da un lato abbandoniamo, e quindi le praterie più magre, le praterie più povere vengono abbandonate, o dall'altro andiamo o a concimare sempre di più, perché i prati più concimati producono di più foraggio e quindi dal punto di vista produttivo funzionano meglio, oppure addirittura legittimamente cerchiamo di trasformare il territorio, e uno degli esempi che si sta vedendo, è legittimo ovviamente, è la diffusione per esempio della viticoltura, che è una coltura molto più redditizia, ma che dal punto di vista della conservazione di questi habitat è un, fra virgolette, un concorrente. Dobbiamo capire come fare strategie, perché
e quali azioni possono derivare da queste strategie, con un obiettivo comune: la conservazione di queste prati. Perché la conservazione, come dicevo prima, è un argomento che capiamo, a cui siamo probabilmente tutti, visto che siamo qua oggi, sensibili, ma è anche un obbligo di risultato. E questo è un altro cambio di paradigma, perché noi una volta facciamo i parchi facevamo le aree tutelate, spesso facevamo delle zone a differente tutela e conservavamo bene la natura. Adesso ci viene detto sì, però dovete anche capire, ad esempio, che sul carso italiano dovete garantire la sopravvivenza di tot ettari di landa carsica. Perché? Perché questo è un habitat tutelato in modo formale anche a livello comunitario. Il discorso si è complicato perché da un desiderio di avere una ricchezza sul territorio, abbiamo la necessità da un lato di garantire una certa conservazione, però dall'altro di capire come poterlo fare, visto che questa conservazione non potrà basarsi solo su interventi che sono preziosi magari perché ci sono dei finanziamenti di un progetto LIFE, di un progetto Interreg, per cui si riesce a intervenire drasticamente, ma dobbiamo trovare un meccanismo che funzioni anche a livello del territorio e quindi capire come trasformare tutto questo poi in qualcosa che possa sostenersi nel tempo. Allora, abbiamo chiarito un po' il quadro culturale in cui ci muoviamo, che come capite è molto importante perché tutte le politiche che stiamo facendo dal punto di vista della conservazione sono legate a queste strategie, derivanti in buona parte dalla direttiva Habitat e dalle direttive uccelli e da ovviamente scelte anche nazionali, insomma, o regionali. Per chi, così come inciso, la regione Friuli Venezia Giulia, per esempio, ha una sua legge regionale, perché ovviamente in Italia, essendo anche una regione a statuto speciale, ha delle potestà di fare delle leggi molto forti, che tutela 8.000 prati d'asfalto, prati magri nella sua pianura. Quindi questi 8.000 prati non possono, allo stato di oggi, essere dissodati o concimati in modo non adeguato. È un'azione che la regione sensibile a questo tema ha portato avanti. In altre regioni o in altri stati si agisce in modo magari meno legato a divieti e norme, ma magari più pragmatico, interagendo con chi fa le attività sul territorio, ad esempio attraverso delle contribuzioni, attraverso degli incentivi, per trovare delle metodologie, ad esempio del pascolo, più adeguate a garantire sia un certo valore economico della produzione, ma anche una qualità del pascolo dal punto di vista delle specie che ci vivono. Landa carsica, praterie e prati d'asfalto è un tema abbastanza ampio, anche perché nel corso del progetto noi presenteremo anche dei risultati della nostra attività all'interno di questo progetto, quindi adesso ci sto dando ovviamente una cornice introduttiva, poi vedremo un po' il progetto, poi vedremo alcune idee alla fine. Ovviamente l'Adda Carsica è un tema importante che non ha proprio lo stesso significato, ne abbiamo parlato con i colleghi sloveni nella accezione italiana e slovena, però possiamo dire che in generale includiamo qui tutte quelle zone dedicate al pascolo, spesso un tempo al pascolo ovino e caprino, perché era il pascolo meno esigenze, situate su suoli poveri e magari anche lontani dai borghi. In molte aree queste erano le cosiddette zone della Gnaina, scusate la mia pronuncia che non sarà perfetta, ed erano anche molto spesso considerate come comunello proprietà collettive. Erano le zone più povere di una certa economia e permettevano però un'integrazione, ovviamente l'economia magari che era quella più vicino ai borghi dove c'erano più agricoltura o prati d'asfalto, ma dal punto di vista della biodiversità sono ambienti eccezionali, sono ricchissimi di specie. Se uno prende un quadrato di 10 per 10 metri può avere dentro 40-50 specie vegetali, 10 specie di orchidee, quindi sono veramente degli ambienti importanti. E poi hanno, parlando anche della landa carsica in questo senso, una
cosa molto importante, specialmente per la parte forse italiana rispetto a quella slovena, il fatto che sono ancora dei tipi di vegetazione completamente illirici, quindi è un lembo, diciamo, dei tipi di praterie magre della penisola balcanica più settentrionale che si spinge all'interno del territorio italiano, ma perché il Carso in realtà è un'area che è molto a sé stante. Pensate che tante di queste specie, dopo ne vediamo qualcuna, addirittura non superano il fiume dell'Isonzo verso est, perché c'è una barriera importante. Altre invece sfumano pian piano, magari seguendo il bordo delle Alpi, per arrivare a raggiungere la zona del Veneto. D'altra parte invece nella parte meridionale della Slovenia questo habitat e poi nella parte della Croazia è veramente al massimo della sua rappresentatività. Io qui vi ho semplicemente, non ci fermiamo ovviamente nel dettaglio, ho fatto vedere come viene classificato questo habitat dal punto di vista più scientifico, con quel termine di fitosociologia, dalle due classificazioni europee, che sono Corinne Biotops e Leunis, e qui faccio una premessa, insomma, ovviamente l'oggetto è quello, però si può darci tanti nomi. L'importante è che capiamo qual è il nostro oggetto su cui dobbiamo andare a intervenire. E poi vi porto, invece, questo è un termine su cui mi soffermerei un attimino di più, la classificazione secondo il sistema Natura 2000, che è quello della direttiva Habitat, l'Anda Carsica nei suoi vari aspetti, da quelli proprio più pionieri a quelli del Prato Pascolo, dopo magari vedremo delle foto, quindi quelli un po' più su suoli sviluppati, fa parte di un habitat che ha un codice, si chiama 62A0, ma questo è un meno, con un nome abbastanza complicato che leggete lì, però mi interessava fare un ragionamento perché la direttiva Habitat non solo distingue tipi di habitat su base ecologica, facciamo le faggete su suoli calcarei, che è ancora più semplice, ma introduce anche una suddivisione su base fitogeografica. Ci sono delle faggete su suoli calcarei di tipo illirico, e torniamo a quello che dicevo prima, che sono ricchissime di specie che se noi andiamo nel nord delle Alpi sullo stesso tipo di suolo e con un clima simile non ci sono. La stessa cosa avviene nelle praterie e questa è una storia così simpatica da raccontarci. Questo habitat, proprio il 62.0, è stato introdotto nella lista degli habitat da tutelare proprio con l'ingresso un bel po' di anni fa oramai della Slovenia in comunità europea. Perché questa lista degli habitat è un po' un mondo fisso, perché la comunità non vuole continuamente aggiornarlo. L'unico momento in cui ci sono degli aggiornamenti è quando ci sono degli nuovi ingressi e quindi il nuovo Stato che diventa Stato membro dice sì, però io ho a casa mia anche questa cosa importante. E quindi la Slovenia ha portato le praterie secche di tipo illirico, ma anche le faggette, come dicevo prima, di tipo illirico. E noi che eravamo di qua dal confine siamo stati molto contenti perché questo è più descrittivo di quello che era prima, cioè un habitat molto generale che includeva tutte i brometi, le praterie secche, in pratica di tutta Europa. E quindi quella era la proposta. Con questa proposta invece riusciamo bene a identificare solo delle porzioni del territorio europeo in cui questi habitat ci sono. E pensate che questo ci fa capire ancora quanto questi siano più rilevanti, perché ce li abbiamo divisi solo fra noi, Slovenia e Croazia, di fatto, in questo momento. Quindi noi tre stati, con l'Italia solo per un pezzettino, abbiamo la responsabilità importante di portarli a tutela. Curiosità, per chi è curioso, in Italia c'è un altro pezzettino di questo tipo di habitat illirico che sta nelle Puglie. E quindi in una zona degli altipiani delle Puglie ci sono delle praterie liriche che si sono formate quando lo stretto di Otranto non era un mare, ma era un passaggio nelle fasi glaciali, e quindi ci sono stati questi spostamenti di specie che poi sono rimasti, per cui nella Puglia c'è come una piccola isola illirica che viene conservata ed è ovviamente tutelata anche in quel territorio regionale. Quindi capite l'importanza. Non vi ho messo i prati d'asfalto in questo schema perché oggi parleremo più di lande carsiche di vario genere,
Per dire, però il prato d'asfalto, quello che viene anche concimato in maniera moderata, è l'habitat probabilmente tutelato dalla direttiva, con un codice diverso, 6510 si chiama, ma ci interessa poco, però è l'habitat più legato all'azione dell'uomo. Mentre qui possiamo ragionare di pascoli o di prati pascoli, lì abbiamo proprio dei veri prati d'asfalto, che anche in Carso erano e sono presenti nelle aree di solito più vicine ai borghi, cioè le aree che venivano spietrate perché ovviamente producevano di più, oppure in alcuni casi nei fondi delle doline dove c'erano dei suoli più profondi e quindi potevano produrre di più. Questi sono altrettanto importanti, però oggi cerchiamo di concentrare il ragionamento proprio su quello della landa carsica. Faccio vedere 4 immagini, perché dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando, perché come tutto abbiamo prima capito il contesto culturale e le strategie di conservazione in cui noi ci muoviamo, perché non sono assolute, ma sono quelle di oggi, quindi la biodiversità, gli ambienti legati all'azione dell'uomo. Abbiamo un po' definito quello che è l'oggetto, l'insieme di oggetti di cui dobbiamo trovare per cui dobbiamo trovare un modo di conservarli. Adesso andiamo un attimino a vedere che dentro questo grande mondo delle praterie c'è qualcosa anche di un po' più articolato, e l'articolazione non è solo perché hanno magari dei nomi botanici diversi o vediamo che sono diverse, ma perché si portano dietro delle necessità di gestione diverse per poter essere garantiti nella loro conservazione futura. Qui ci sono 4 tipi di quelle che possiamo chiamare landa carsica. La prima, in alto a sinistra, è il crinale della Varrosanza, che è una landa quasi cosiddetta più primitiva, perché è una landa che proprio sul crinale è talmente battuta dalla bora per cui i processi di incespugliamento naturali non riescono ad avvenire. E proprio da questi ambienti, questo poi c'è tutto il crinale che va sia a Rio Ospo fino al confine e anche oltre in Croazia, sono anche i luoghi naturali di origine di molte delle specie che poi si sono adattate di più a convivere anche con le greggi. Il secondo, andando in ordine, a destra, è una landa carsica montana, qui siamo in Slovenia, siamo in un territorio in cui c'erano delle superfici molto vaste, con delle specie quindi non tanto legate solo ai climi caldi, ma quanto a dei suoli secchi. Vedete la stipa, che è quella graminacea che caratterizza e abbellisce moltissimo in primavera buona parte di queste praterie più montane. Scendendo invece a basso a sinistra abbiamo una landa carsica più tipica, più termofila, quella del Carso triestino. Ci sono, come dicevo, delle varietà. Sia quella montana che quella del Grande Carso triestino sono ambienti che erano legati al pascolamento. Pascolamento, come dicevo prima, prevalente di ovini e caprini, cioè di pecore, di capre, anche di qualche mucca, non è che non c'era, però sicuramente di animali adatti a mangiare un foraggio povero. In questi ambienti, non tanto perché piove così poco, ma perché quando il terreno drena l'acqua, le specie spesso sono abbastanza coriacee da mangiare e hanno degli apporti nutrizionali piuttosto bassi per gli animali che lo vengono a prendere. Nell'ultima immagine, invece in basso a destra, troviamo un altro aspetto che è quello che dicevo prima del prato pascolo, che è molto diffuso in tante zone della Slovenia, del Carso sloveno e molto poco in quelle del Carso italiano, che era una situazione di transizione in cui spesso si faceva magari uno sfalcio primaverile e poi un pascolo per il resto della stagione per andare a, diciamo, nutrirsi di quei ricacci di quella seconda fase vegetativa che non era così importante. Quindi qui ci sono le specie tipiche della landa carsica con alcune specie magari più tipiche anche del prato d'asfalto, e la caratteristica sono i suoli che sono più profondi e più favorevoli. Capite che ovviamente quest'ultimo tipo è un tipo di prateria più adatta magari a produrre un po' di più, con anche degli sfalci, un pascolo di tipo bovino, anche se non
con carichi molto alti perché se no si distrugge, mentre le altre sono dei pascoli molto più poveri, quindi nel futuro possono avere solo una gestione di un certo tipo. Alcune specie, dopo vedremo invece più schemi, ma quindi fermiamoci un attimino a vedere qualcosa di carino, qualcosa che mi un po' rappresenta quello che abbiamo detto fino adesso. Qui ci sono 4 specie molto emblematiche secondo me. La prima specie è Saturea suspicata liburnica, lasciamo perdere il nome latino, è una specie strettamente illirica, è una piccola santoreggia, quindi ce ne sono 2 in Carso, c'è questa e quella più bianca che forma dei cespugliettini più grandi. Questa è interessante perché è talmente una specie, ha una distribuzione specifica biogeografica che anche in Carso arriva più o meno fino alla zona di Padriciano Trebbiciano. Non supera questo confine, mentre altre specie, tipo quella che vedete di là, Iurinea mollis, invece non supera l'Isonzo. Questa è proprio legata ancora alle lande del Carso più montano e più interno. C'è anche in Italia, in Slovenia ce n'è sicuramente di più. L'altra specie invece Iurinea mollis è una specie molto bella, sì, assomiglia a un cardo, ma non è un cardo perché non è spinoso, ed è tipica delle lande carsiche, sia quelle più magre, ma anche di quelle che possono venire sfalciate, e le caratterizza un po' in tutto il suo areale, ed è una specie con delle fioriture importanti. E qui viene subito da fare un piccolo collegamento. Noi ovviamente parliamo di habitat, parliamo di specie vegetali, ma già vedendo queste specie capite quanto questi ambienti siano importanti per una quantità notevole. Avete già avuto un incontro di impollinatori e quindi di specie, fra cui dei lepidotteri anche piuttosto rari, ma tantissimi altri gruppi di api selvatiche, eccetera, per cui la loro conservazione è essenziale anche per garantire la sopravvivenza di molte specie di impollinatori, che poi magari hanno un ruolo anche importante su alcune colture. Queste 2 specie non sono tutelate perché sono abbastanza diffuse nel loro habitat. Le altre 2 specie sono invece più tutelate. Una la vedete sulla roccia, è Genista lopetala, è una specie interessante. Qui non siamo al margine della landa, siamo tra la landa molto, molto primitiva e quasi ghiaione, ma mi piaceva farvela vedere. Questa è un'altra specie simbolo, tutto sommato, del Carso, perché sta in pochi punti in Italia, in Slovenia e in Croazia, come Moeringia tomasini, un'altra specie. Quindi è una specie che simboleggia e rappresenta molto bene il Carso come territorio ecologicamente e fitogeograficamente omogeneo, ed è una specie estremamente tutelata dalla direttiva Habitat, quindi è una specie di tutela molto elevata. Per fortuna è una specie che non ha neanche grossi problemi di tutela per l'habitat dove vive, quindi sta bene, però ad esempio viene contata, monitorata ogni 6 anni per capire come si comporta. L'altra invece è una bellissima, forse una delle più belle orchidee che abbiamo nelle zone nostre, a parte la scarpetta della Madonna, si chiama Hematoglossum adriaticum, ed è una specie, anche questa tutelata dalla direttiva Habitat, quindi in tutti e 3 gli stati, che si spinge allargandosi rispetto al territorio carsico, quindi non è così legata, però mi piaceva farvela vedere perché invece è una specie che non ha problemi con i fenomeni di cespugliamento del Carso, perché gli piace anche stare all'ombra di alcuni cespugli, in quelle zone di margine di orlo, e non proprio in mezzo alle praterie aperte. Quindi, come vedete, ovviamente ci sono specie estremamente adattate ad alcuni ambienti e altre che invece gli piace questa, fra virgolette, confusione che c'è in questo momento fra pezzi di prato, cespuglietti, qualche pezzetto di bosco, e quindi alla fine lei si conserva bene anche nel contesto attuale. È ovvio che qualsiasi azione che noi potremo mettere in campo non sarà mai facciamo ettari e ettari di landa carsica senza arbusti, senza niente. Primo perché non ce la facciamo neanche volendo. Secondo perché forse non va tanto bene, perché molto spesso sono dei paesaggi articolati
e ricchi di microhabitat importanti, perché per esempio per molte specie di uccelli è importante lo spazio aperto, ma è importante ad esempio ad avere degli arbusti che possono fornire delle bacche, le rose canine, il ligustro, il prugnolo, eccetera, eccetera. Quindi in un ambiente ricco di vari microhabitat sicuramente ci troviamo dei successi conservativi. Allora, tornando un po' indietro, adesso abbiamo capito un po' di cosa stiamo parlando. Adesso cerchiamo di capire quali sono i meccanismi veramente che possiamo osservare e cosa possiamo fare. Il territorio sta cambiando a una velocità enorme. Sicuramente il carso italiano è più soggetto a queste dinamiche perché ha una, diciamo, tradizione agricola e rurale minore di una buona parte del carso sloveno e poi perché proprio per organizzazione, per struttura, per politiche anche che vengono sviluppate, c'è una maggior facilità nel mantenimento di alcune attività agricole. Però il processo avviene perché appena ci allontaniamo anche nel Carso sloveno da alcune aree, per esempio andando verso il Carso più montano, il fenomeno dell'incespugliamento diventa fortissimo. Il fenomeno del cespugliamento è un fenomeno naturale perché più o meno sappiamo che quando noi abbiamo un habitat creato artificialmente, in cui c'è stata messa dell'energia dentro per tenerlo pulito, diciamo così, una volta che non facciamo più questa azione, la natura si riprende i suoi spazi e quindi arrivano le specie, prima alcune specie erbacee, poi gli arbusti e poi il bosco riprende lo spazio che gli compete. Per cui noi il ragionamento che facciamo oggi è comunque un ragionamento che cerca di contrastare questa dinamica che vedrebbe lo sviluppo del bosco in tutte le aree in cui l'uomo non fa attività. È importante capire che ovviamente questi meccanismi sono anche dei meccanismi che non si muovono su dei percorsi lineari nel tempo, perché quella che vi vedete lì, quell'immagine, è un'immagine presa dal drone nella zona del monte alla base del monte Cocusso. Voi vedete come tutti i cespugli di scotano, ho detto anche sommacco, stanno ricolonizzando lo spazio e questo è un processo che si autoalimenta perché più diventa piccolo lo spazio di prato fra uno e l'altro, poi più veloce è il tempo che ci mette a diminuire nella sua superficie. Questa cosa l'aveva già capita abbondantemente il professor Poldini, che aveva già nel 1985 fatto un primo modello matematico semplice, poi è stato aggiornato anche negli anni, e che aveva capito che c'era un percorso che si stava sviluppando di ricolonizzazione sempre più veloce della landa, e aveva fatto una previsione abbastanza triste dicendo che nel momento in cui i rapporti rispetto a un rapporto molto ottimale sarebbero stati 90 e 10, probabilmente avremmo poi fatto fatica a pensare di conservare, perché ovviamente quando la landa scompare, scompaiono le specie e finché c'è un mosaico le specie poi ritornano, si apre, si chiude, ma se vaste aree vengono trasformate in bosco, poi mancano proprio le specie della landa e anche quando noi apriamo, magari per vari motivi, delle compagini arbustive, ecco che non abbiamo di nuovo la stessa prateria di prima. Quindi è importante, ci sono tanti studi che hanno capito proprio come ci siano vari meccanismi. Se uno apprezza e va un po' in giro, si accorge subito che quando c'è tanto scotano, il meccanismo è proprio quello dell'occupazione dello spazio di nuclei che si espandono, prima sono un po' più alti, poi c'è una parte più bassa dello scotano che va a colonizzare il prato. Una volta che questa parte più bassa si è assestata, si alza e cammina avanti una parte più bassa. Quindi sono come dei nuclei che poi a un certo punto, si vede bene qui, si fondono uno con l'altro e quindi prima abbiamo delle piccoli lembi di landa interclusi, poi spariscono. Invece dove c'è già il bosco, invece troviamo dei nuclei magari di specie arboree più adatte che si seminano e camminano come dei fronti a colonizzare. In tutto questo ricordiamoci che l'uomo per strategia, anche al momento molto giusta e di importanza, cosa ha fatto? Ha fatto i grandi impianti di pino nero e non solo,
che servivano proprio a facilitare il recupero del bosco. In buona parte questo ha anche funzionato, tranne nelle parti più calde del territorio, le pinete poi vengono sostituite dai boschi di latifoglie, però con il tema che oggi ci troviamo ad avere delle pinete spesso in cattivo stato di conservazione e che diventano un elemento molto, molto pericoloso per tutto il tema che riguarda gli incendi. Ovviamente il pino nero è una specie resinosa, fa tantissimi aghi che non si decompongono e quindi è veramente una specie che porta del rischio di incendio. Qui, in questo momento, devo dire che c'è un po' una strategia abbastanza diversa in cui nella parte slovena vengono tagliati per far sostituire da boschi di latifoglie molte delle pinete, nella parte italiana invece non c'è ancora un'azione di questo genere perché c'è una visione di conservazione del bosco, diciamo, maggiore. Però ricordiamo che questo ha aiutato quando ce n'era bisogno a ricostruire i boschi, adesso ovviamente rappresenta un percorso che è avvenuto e su cui noi cerchiamo di trovare delle soluzioni, anche perché crea la rischio incendi. E rischio incendi è un tema che noi oggi non trattiamo, ma laterale a questo. Un ambiente di praterie, di landa, tra virgolette, chiamiamolo ripulito, è un ambiente che crea meno criticità per l'inizio, ma anche per l'espansione degli incendi. Per cui ci sono degli esempi in cui proprio la pulitura di lembi di carso ha avuto questa funzione. Adesso entro un po' in un argomento un po' più così tecnico relativo a quello che è stato fatto dalla nostra parte come una delle azioni del progetto, che è stata quella di mettere insieme le conoscenze, i dati che erano presenti sia da parte slovena che da parte italiana, renderli omogenei, perché ovviamente poi ognuno organizza i dati secondo le sue strategie, i suoi sistemi, sulle cartografie è abbastanza complessa in generale, sistemi di riferimento, e quindi un lavoro abbastanza grosso è stato quello di recuperare le cartografie degli habitat di interesse comunitario da parte italiano e da parte sloveno, mettere a sistema il sistema, anche scusatemi, due volte sistema, la rete viaria, specialmente quella forestale, fare una sintesi, anche se sono un po' diversi gli approcci di tutte le aree tutelate che ci sono in Carso di vario genere, con ovviamente delle norme, delle applicazioni molto dissimili, e vedere altri elementi che potevano essere utili, tutto il reticolo idrografico, tutta la parte degli stagni, che in Carso è molto importante anche per la biodiversità. Quindi c'è stato fatto un lavoro di omogeneizzazione di questi dati, che è nato dalla collaborazione ovviamente con l'Università del Litorale, perché erano quelli che ci hanno fornito i dati della Slovenia e l'interpretazione, le chiavi di interpretazione dei dati, perché non è sempre facile, e abbiamo messo a sistema tutto questo set che è già un buon risultato. Poi da questi dati abbiamo estratto una carta diciamo, della landa carsica, intesa sia quella più magra, come dicevo io, dei prati pascoli, tra Slovenia e Italia, ovviamente mettendo insieme cartografie non sempre omogenee, quindi è una carta interpretativa di un certo livello, perché ovviamente in Slovenia ci sono le carte Natura 2000. La parte slovena è quasi tutto sito Natura 2000, tranne diciamo Sesane ed alcune aree. La parte italiana invece è più o meno a metà Natura 2000 e metà non Natura 2000. Poi la parte slovena aveva dei dati sulle carte di uso del suolo molto precisi che ci sono stati utili per completare il quadro, mentre nella parte italiana c'era un dato meno raffinato ma che copriva tutto il territorio dal punto di vista degli habitat, che era carta natura. Come vedete qui c'è una rappresentazione, ovviamente Carso nell'accezione Carso classico, anche con dei pezzi ovviamente che sono un po' diciamo di ampliamento del Carso, perché la zona per esempio di Muggia non è un proprio Carso, però è stata messa come territorio anche di gestione del Gal Carso. Ci sono sicuramente delle superfici di prato ancora molto più aperte e più ampie nella zona slovena, mentre nella zona italiana la situazione è veramente difficile. Ci sono
delle aree, che io poi ovviamente conosco meglio quella italiana, delle aree nella zona del Carso di Ronchimo Falconese e delle aree sparse, alcune delle quali, come ricordo, erano delle aree dedicate a esercitazioni militari, Campo Carri di Banne, per chi conosce l'area, che era un elemento bellissimo, che adesso non hanno più questa azione e quindi sono in realtà in forte incespugliamento, in quel caso addirittura dal pino nero che spontaneamente scende dalla sommità del versante. Quindi superfici diverse. Il nostro primo ragionamento è capire quindi dove ce le abbiamo, capire un po' come stanno e ovviamente su questa scala il capire come stanno è stato più capire quali sono le dimensioni delle varie lembi di praterie che ci sono e quali sono i loro contatti, perché ovviamente una prateria che, come avete visto prima, ha una forma estremamente articolata ed è tutta circondata o inframmezzata da cespuglietti, è veramente una prateria che rischia di scomparire, mentre magari praterie con forme un po' più compatte e anche se non grandi, con pochi confini col cespuglietti, hanno una situazione migliore. Su questo io faccio solo una nota, sicuramente dopo vedremo quando ampliarla magari. Lo stato di conservazione di un habitat come le lande, che corrisponde, diciamo prima, a 62 a 0, non è una cosa solo che possiamo vedere a vista, fare analisi territoriali, portare avanti dei ragionamenti di monitoraggio, ma è un dato che la Commissione europea ci chiede ogni 7 anni. Un'altra delle cose che ha introdotto la direttiva Habitat è un monitoraggio obbligatorio di tutti gli habitat e di tutte le specie su tutti i territori nazionali degli Stati membri. Quindi ogni 7 anni ogni Stato dice questo habitat da me ha uno stato di conservazione che è dato da tanti parametri su cui non ci fermiamo, in queste condizioni. Per fare l'estrema sintesi, il 62 a 0 sia per l'Italia sia per la Slovenia, il report è relativo, è appena uscito da 3 mesi, viene considerato come U2, come sintesi di conservazione. U2 è lo stato di conservazione peggiore che si possa avere nella scala prevista. Questo vuol dire che tutti i 2 stati sono concordi e questo lavoro di solito viene fatto separatamente, non insieme, vedono come una criticità molto forte la conservazione di questo ambiente. Questo poi dovrebbe quindi portare a individuare misure almeno di salvaguardia, ma in questo caso è difficile perché dobbiamo agire su questi ambienti per conservarli, importanti. E questo, come dicevo prima, è un po' un obbligo del risultato, quindi noi stiamo gestendo una strategia, ma sotto sotto sappiamo che in qualche modo qualche risultato nel medio periodo, se vogliamo fare una strategia e non un'azione di fare un progetto per andare a decespugliare, dovremmo poi farlo. Quindi è importante agire su questo e una delle cose che abbiamo iniziato a fare, ovviamente, è fare dei modelli di quali sono i nuclei di landa che hanno una certa priorità perché sono importanti, hanno delle dimensioni sufficienti, ma anche dei rischi, e confrontarli con quanto era venuto fuori dai tavoli tecnici che faccio qui, che sono stati un momento di confronto con il territorio in termini di amministrazioni responsabili, di tecnici e di portatori di interesse. Quindi, tornando indietro, noi abbiamo cercato di fare primo il nostro lavoro, di più un ragionamento tecnico che poi è confluito in un risultato che era frutto anche delle proposte per alcune delle aree proprio emerse a questi tavoli. E uno degli argomenti dei tavoli è uno degli argomenti del progetto. Noi non ci siamo occupati dei temi incendio, non ci siamo occupati dei temi delle biomasse, però è il modo, volevo farvi capire come è stato possibile lavorare in un progetto così integrato. Questa so che è un po' complessa, ma è giusto una sintesi. Dicevo prima, noi abbiamo valutato, dividendo in piccoli quadratini, se no è quasi impossibile,
in ognuno di questi quadratini quanti prati sono, che superficie media hanno, lo shape index, che è così un termine inglese, è il rapporto tra area e perimetro, perché dicevo che più questo rapporto sposta ad avere una forma convoluta, più c'è un rischio, è la percentuale di contatto fra il prato e le zone incespugliate. Questo ci dava una prima valutazione e ci permetteva di avere un indice finale, facendo sì che noi vedessimo in modo estremamente semplificato, come qualsiasi modello, le aree dove aveva un senso porre la nostra attenzione. Da questo poi ovviamente abbiamo fatto un lavoro sul territorio, un lavoro con gli spunti dei tavoli e abbiamo individuato delle aree che potrebbero essere quelle dove è più importante o più urgente cercare di intervenire. Queste aree sono state fatte ovviamente sulla base di alcune conoscenze, sinceramente perché abbiamo prevalentemente lavorato noi su questo tema, quelle del Carso Triestino, che è molto più piccolo e molto più conosciuto, sono sicuramente più dettagliate, quelle per il caso sloveno sono delle ipotesi che poi dovranno essere vagliate e ragionate, però era iniziare a dire dove è importante iniziare a fare un ragionamento di conservazione. Alcune di queste sono state inserite proprio perché ai tavoli c'è stato detto guardate, considerate anche quest'area, perché ok, noi abbiamo fatto un ragionamento sulla base di quello che c'è, però questo ragionamento nella seconda parte diventa sostenibile se, faccio un esempio, nell'area 1 ci sarà qualcuno interessato a riattivare o a mantenere attività di pascolamento fatte in un modo coerente e magari con dei contributi pubblici, perché sicuramente avranno una produttività più bassa, può essere un'azione veramente importante. In alcune aree molto piccole come l'area 5, no aspettate, l'area 3, l'ho riportata perché c'è già un progetto che è stato fatto all'interno di un progetto di finanziamento comunitario dall'organo gestore della riserva di Miramare, che si occupa anche della biosfera Carso, di recupero proprio della landa sotto il Monte Grisa. Lì sono stati fatti degli interventi importanti, coordinati con la forestale, con tutti, che hanno permesso il recupero di superfici importanti. Ovviamente il recupero avviene, lì c'è la comunella che ha dato sia la disponibilità del terreno che si è fatta anche garante, ed ecco che quindi in questo caso un progetto che nasce da fondi esterni va avanti e viene in parte garantito per il futuro da un attore locale che vuole portare avanti lo stesso risultato. Quindi questa è semplicemente una sintesi ovviamente di il ragionamento che avevo appena detto, quindi una strategia nasce da una consultazione col territorio, ovviamente il comprendere quali sono gli approcci normativi delle leggi, dei regolamenti e degli usi della porzione italiana e slovena, che sono molto diversi, un ascolto del territorio attraverso tutti i portatori di interesse e una sintesi di questi due grandi assi del nostro ragionamento. Adesso andiamo un po' verso delle idee, ovviamente stiamo portando quello che è un ragionamento che nasce da lontano, un certo sviluppo all'interno di un progetto molto importante e ovviamente alcune idee che poi sono in fase di analisi anche per gli aspetti poi socio-economici, perché io dicevo che può essere importante mantenere una grande area di prato, ma o ci faccio un intervento con soldi pubblici per il recupero immediato, oppure devo trovare un meccanismo poi che faccia funzionare sul medio periodo questo intervento. Come agire? Sono tre le grandi categorie, adesso sono anche semplici. Ovviamente la prima cosa importante è mantenere ciò che si ha, quindi capire quali possono essere dei meccanismi fondamentalmente poi di incentivi, di contributi per far sì che chi ha, e in questo caso poi la proprietà può essere un problema, ancora questo bene in disponibilità, il privato, il comune, la proprietà collettiva, continui a mantenerlo, se non altro rallenti eventuali degradazioni. E questo è estremamente importante perché va bene recuperare, va bene fare di tutto, però se non cerchiamo di conservare ciò che abbiamo, intanto facciamo un po' fatica.
Il recupero è un'azione che ci permette di andare a migliorare situazioni estremamente degradate, quindi è un secondo livello. Prima continuo ad andare avanti su quello che ho e quindi sfalcio, pulisco oppure pascolo. Il secondo è quello che abbiamo visto anche a Montegrisa, oppure in altre aree dove c'è stato anche sul Monte Cocusso, versante meridionale, un grosso intervento di taglio dei cespugli di scotano per favorire il recupero probabilmente del pascolo, come anche nel versante occidentale del Monte Cocusso c'è stato un intervento anche pubblico grosso un po' di anni fa. Il terzo è l'ampliamento. Ovviamente l'ampliamento vuol dire andare a recuperare superfici che sono in buona parte oggi perse o quasi perse per incespugliamento per bosco. Questo ha un senso, ovviamente, o perché magari andiamo a tagliare i pini, come nelle immagini di prima, per problemi di incendio, e quindi non facciamo e manteniamo, magari favoriamo una prateria invece che un nuovo bosco, oppure in aree dove c'è un mosaico così stretto oppure un bosco al margine, quindi cerchiamo di riaprire questa superficie. Su questo dico che c'è ancora un tema di cultura e della visione del territorio e della conservazione piuttosto diversificato, perché molte strutture anche importanti vedono ancora il bosco come un elemento rilevante sul territorio carsico e quindi c'è difficoltà magari a sacrificare delle aree piccole di bosco, boscaglia carsica a scapito del prato. Faccio la mia solita provocazione, che magari qualcuno non andrà, ma questo è il mio punto di vista: se devo aprire un nuovo vigneto è meglio sacrificare un pezzettino di bosco di oste, di carpino nero, di quercia, piuttosto che una prateria magra. Sicuramente in questo momento, dal punto di vista della biodiversità, della direttiva Habitat, eccetera, hanno un valore più elevato. 4 metodologie, come noi agiamo: o attraverso progetti specifici di recupero, quello della Landa facevo prima, ovviamente i progetti specifici che magari hanno dei finanziamenti, LIFE, Interreg o dei finanziamenti di altro genere, vanno fatti, però è importante poi pensare a come vanno mantenuti, perché negli anni abbiamo visto veramente tanti progetti intervenuti una tantum, con anche ingenti spese di finanziamenti pubblici, poi abbandonati a se stessi, e se da un lato è una tristezza spendere così soldi, dal lato un messaggio pessimo che viene dato a chi il territorio lo vive, dice: "Ah, venite qua, facciamo l'intervento per 2 anni, poi abbandoniamo tutto e perché l'abbiamo fatto". Quindi questi progetti, come dicevo prima, devono trovare gli attori come le comunelle o come un comune o per esempio penso alle aree militari che ci sono ancora in Carso da riutilizzare e garantire in qualche modo la continuità nel tempo. Ammetto anche che per recuperare e tagliare gli arbusti su una landa non è che bisogna andare ogni 3 anni a fare l'intervento, si fanno gli interventi i primi anni ripetuti e poi, cioè, comunque non sono meccanismi che velocissimi da 3 anni. Ovviamente c'è un altro tema che si è aperto in questi anni e che si sta con fatica considerando, che è quello del fuoco prescritto. Lo cito perché è un punto di ragionamento, specialmente nella regione Friuli Venezia Giulia, per il mantenimento di alcuni habitat, che è una, diciamo, consuetudine ormai, ad esempio negli Stati Uniti, in Francia, in Spagna, che nasce proprio per il contenimento degli incendi, cioè io vado a bruciare delle fasce in modo molto controllato, con incendi anche molto brevi, e questo fa sì che se dopo scoppia un incendio lì non riesce più a passare perché non trova materiale e combustibile. Si è iniziato a provare anche su delle zone, per esempio dei magreti friulani, praterie magre lungo i greti dei fiumi, nella zona delle risorgive, e quindi è un tema che in questo momento è un ragionamento, potrebbe essere utilizzato in piccolissime aree con fuochi molto veloci, per cui non degradano troppo, oppure ovviamente capire come gestire le aree post incendio, e questo lo metto qui, cioè aree che hanno subito degli incendi in cui il bosco è stato bruciato, le praterie invece, le specie erbacee continuano a ricacciare perché ovviamente hanno meccanismi diversi, e quindi pensare proprio a
intervenire in porzioni di queste aree proprio per il mantenimento delle aree aperte, perché effettivamente quando abbiamo tanto bosco, alcuni di questi interventi eccezionali, naturali o seminaturali, creano delle nuove nicchie ecologiche. Sicuramente queste sono situazioni più straordinarie, le situazioni ordinarie sono due: uno è definire gli strumenti normativi o di gestione, cioè regolamenti che permettano di fare certe cose o facilitano di fare certe attività, che ovviamente se io devo andare a pascolare le mie pecore o le mie capre, faccio già fatica, probabilmente comunque non ho un rientro economico cui dovrei essere aiutato. C'ho delle regole che me lo rendono veramente difficile a livello di permesso, eccetera. A un certo punto veramente uno non lo fa e quindi perdiamo tutti, perdiamo lui che poteva fare un'azione economica fatta bene e noi che volevamo conservare quel pezzo di prateria magra grazie a questa azione. Quindi bisogna chiarire qual è il quadro in cui chi fa questo tipo di attività, e questo ovviamente sono due mondi diversi, l'approccio sloveno e italiano, le norme, quindi ognuno ragiona nel suo modo, e una volta chiarito qual è il quadro, chiarire come dare degli incentivi a chi fa delle cose. Allora, il mondo agricolo ha molti incentivi di vario genere derivati sia dalle, diciamo, politiche europee, gli incentivi all'agricoltura è la voce di bilancio più grande della comunità europea, sia poi da scelte locali, ad esempio, come dicevo prima, il Friuli che conserva i prati, in questo momento mi pare che dia 400 € a ettaro di contributo annuale se il prato viene gestito bene, quindi sfalciato ad esempio, se sono prati da sfalcio dopo giugno, concimato o non concimato, eccetera. Quindi ci possono essere delle scelte, ovviamente mirate, in questo caso, alla conservazione anche di habitat di specie. E va anche detto che c'è un altro concetto che è importante, cioè se io faccio un'attività economica A sulla mia habitat e siccome io ti chiedo di essere molto attento, non puoi mettermi 200, 1000 pecore su dei piccoli pezzi, ma ne puoi mettere la metà, un terzo, e questo fa sì che tu hai una perdita economica rispetto a quello che dovresti fare. Io penso che sia corretto che noi collettività diamo un contributo perché in questo momento chi fa quell'attività fornisce anche un servizio a noi per la conservazione dell'habitat, perché la conservazione dell'habitat è un dovere collettivo, no? Dopo si esplica anche in tu non puoi distruggere l'habitat, non puoi far questo, però la convenzione ci dice voi dovete conservare, quindi se trovo qualcuno che riesce a trovare una modalità di azione che mi permette di avere anche a me questo risultato, devo essere pronto a contribuire se lui ha delle perdite economiche perché lo fa in modo meno intensivo. Chiudo con quest'ultima, ovviamente, diapositiva che è una sintesi di quello che dicevamo con cosa abbiamo fatto. Abbiamo ragionato sul perché e dove andare a scegliere delle aree, ragionare col territorio. Adesso c'è una parte nel progetto che ovviamente non la faccio io, ma la fa chi si occupa di queste cose, che è fare delle valutazioni più sostenibili, di sostenibilità socio-economica, e quindi come integrare questi due aspetti che per questi habitat devono camminare insieme, per altri no. Una torbiera non ha bisogno di chi fa agricoltura per essere conservata, un bosco di montagna vive benissimo senza la selvicoltura. Al limite la selvicoltura produce reddito e deve adeguarsi anche alle esigenze di quegli habitat. Qui no, qui se non agiamo perdiamo. E poi questo obbligo dei risultati. Come dicevo, prima o poi bisogna mettersi ad un tavolo a capire come conservare almeno quello che abbiamo o migliorarlo. Poi in futuro potremo vedere come ampliarlo, come fare dei ragionamenti più complessi, però bisogna costruire un sistema. Da un lato ovviamente il Carso è un'unità dal punto di vista ecologico e del valore di quello che ci sta dentro, dall'altro ovviamente è condiviso tra Italia e Slovenia, che hanno due modi di gestire e programmare il territorio abbastanza differenti, quindi capiamo insieme che cosa ci serve, dove vogliamo arrivare,
e poi, come è nello spirito di una direttiva, ognuno trova il metodo con cui farlo, perché ricordiamoci che questo che dice la direttiva deve essere, definisce obiettivi e obblighi, poi ogni Stato membro la fa sua e definisce come raggiungere quegli obiettivi. I regolamenti invece ci dicono subito: questo è da domani entra in vigore, e questo sicuramente per problemi e temi così complessi non è uno strumento pensabile in questo momento, quello di usare dei regolamenti europei. Capiamo insieme come muoverci. Io ho finito, sono stato anche forse un po' lungo, spero, di aver stimolato alcuni punti di ragionamento. Adesso, se qualcuno ha delle domande, cerchiamo di dare risposta più che volentieri.